Non sono un eroe. Sono un classico ragazzo con una famiglia bellissima. A me piace il mio lavoro, lo faccio con dedizione. Non vuole essere chiamato eroe Emiliano Rocco, l'operatore sociosanitario della casa di cura di Abano Terme, che la notte tra il 2 e il 3 gennaio è riuscito a fermare un esagitato che stava aggredendo un vigilante se si stava per scagliare contro medici e pazienti del pronto soccorso. È stata proprio una frazione di secondo, il mio istinto mi ha portato a pensare chi era lì presente come paziente, ai miei colleghi, a quello che poteva succedere. Pochi minuti, sembrati eterni, il 24enne nordafricano, bloccato poco prima dai carabinieri alla stazione delle Terme con dell'hashish, era in ospedale ad Abano perché a causa degli stupefacenti si era sentito male, ma una volta in pronto soccorso ha cominciato ad agitarsi ed essere violento. Emiliano Rocco ha bloccato il giovane mentre stava afferrando alle spalle il vigilante, ha rimediato anche lui, colpi alla spalla, la prognosi è di 15 giorni. Durante il Covid eravamo degli eroi e adesso non lo siamo più. Questa è la realtà delle cose. E la gente è stanca, la gente quando arriva in pronto soccorso vede il troppo tempo, anche se magari troppo tempo non è, perché noi stiamo lì a dare il massimo sempre. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, il 24enne è stato fermato in tempo, ma le aggressioni verso i sanitari sono frequenti. Voglio ringraziare ovviamente i colleghi che mi hanno dato supporto, che veramente quando hanno visto che la situazione stava per peggiorare sono venuto in aiuto, e voglio ringraziare le forze dell'ordine perché sono state veramente efficienti. Ora il riposo a casa e l'affetto della famiglia e dei suoi 2 bambini, per il quale, a prescindere da quello che ha fatto la scorsa notte, resta sempre un eroe. Il figlio mi ha abbracciato e mi ha detto: papà, posso inviare le foto, posso inviare, parlare di te, che c'è il mio eroe, me l'ha detto ieri sera.